Tutti contenti in casa Acragas e non potrebbe essere diversamente dopo la straordinaria impresa contro il Matera che ha lasciato l'amaro in bocca soprattutto al loro mister Gaetano Auteri, il quale si è ostinato a ripetere che il rigore non c'era. Chissà, rivedendo le immagini, se Auteri avrà cambiato idea, ma all'Acragas va bene così e soprattutto in questo momento non interessano sicuramente le opinioni degli avversari. Quel che conta è che l'Acragas a quota 30 punti si ritrova fuori dai play-out, per cui serve assolutamente confermare la posizione, conquistando altri punti domenica prossima, quando verrà giocata a Melfi la più importante delle sfide. L'entusiasmo è alle stelle e non solo tra i tifosi. È proprio perché è giusto godersi il presente che il presidente Alessi non vuole parlare di problemi societari, dicendosi comunque fiducioso che alla fine la salvezza arriverà dalla porta principale e chissà che non trovi ad attenderla al vertice societario anche Marcello Giavarini, spronato dalle imprese dei ragazzi. A Melfi potrebbe tornare a giocare Pezzella, mentre per quanto riguarda Cocis si dovrà aspettare il prossimo mese di aprile. La squadra, grazie anche alla vittoria con il Matera, gode intanto di una